Euroregioni News. Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia 2018. I seggi saranno aperti solo domenica 29 aprile dalle 7 alle 23. Si vota per l'elezione del presidente della regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Ci saranno anche le elezioni amministrative in 19 comuni. Per votare bisogna presentarsi al seggio con un documento d'identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o non la trova potrà recarsi negli uffici elettorali del proprio comune di residenza, che saranno aperti sia sabato sia domenica, sino all'orario di chiusura dei seggi. Per le elezioni regionali l'elettore può votare per un candidato presidente, votare per un partito di una lista e il voto si estende anche al candidato presidente della lista. Votare per un candidato presidente e una delle liste collegate. Votare per un candidato presidente e una delle liste non collegate, con voto disgiunto. Si può inoltre esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere nella lista scelta, scrivendo il cognome ed eventualmente anche il nome. Euroregioni News.